affrontando, ma li affrontiamo volentieri anche questi disagi materiali, perché si può fare a meno di tutte le comunità. Ragazzi, ricordatevelo sempre, l'unica cosa di cui non si può fare assolutamente a meno è Gesù Cristo. Ed è proprio perché abita in noi lo Spirito di Dio che amiamo e ci impegniamo con Cristo. E questa, cari amici, una gran bella notizia, una grande bella compagnia, vivere nella compagnia dello Spirito Santo. Ma cerchiamo di vedere un po' più profondamente l'azione dello Spirito in noi, anche se, come potete comprendere, si tratta di cose così grandi che noi possiamo soltanto balbettare qualcosa in proposito. E allora ci facciamo un po' aiutare per questa catechesi dal testo che è stato proclamato nella seconda lettura, il testo della prima lettera ai Corinti, che è anche il titolo della catechesi. In realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito.